Stiamo andando adesso verso Merca, una piccola cittadina a circa 30 chilometri dall'azienda di Wagadi. Queste immagini, girate prima di entrare a Merca, sono state giudicate dalla polizia del governo democratico somalo grave reato contro la sicurezza dello Stato. Siamo stati a lungo interrogati nella locale sede di polizia e abbiamo rischiato l'arresto e la requisizione di tutta la pellicola. I villaggi della Boscaglia sono agglomerati di capanne disposte attorno a una superficie rettangolare, luogo di attività comunitaria. Sono costruiti in legno e fango e sterco di cammello. Le case si chiamano mundul e sono sempre di forma circolare di quasi 5 metri di diametro. Anche qui troviamo notevoli difficoltà a filmare gli abitanti, soprattutto se non completamente vestiti. Abbiamo nuovamente le noie con gli addetti all'ordine e alla sicurezza dello Stato che non riescono a leggere il nostro permesso di fotografare ottenuto a Mogadiscio. Le uniche persone che possiamo filmare liberamente sono i componenti della famiglia di Mahmoud, il nostro autista. Mahmoud ha 2 mogli, una araba e una somala, e 11 figli. Questa la moglie araba. In questa serra ci sono le piantine che abbiamo portato dall'Italia per iniziare in Africa la nostra coltivazione di piante per appartamento.